Ciao a tutti, siamo al tramonto, siamo a Stanford, guardate che bello, fantastico. Per adesso giornata intensissima, siamo solo all'inizio perché ancora mancano 2 appuntamenti, ma devo dirvi che quello che è successo oggi per me è stato dirompente, 2 incontri fantastici, 2 filosofi scienziati, 2 scienziati filosofi, anzi uno scienziato filosofo e un filosofo economista per l'esattezza. Questa mattina il professor Salleo del Dipartimento di Fisica della Materia, un Archimede del terzo millennio italiano, fighissimo. Mi ha raccontato come stanno studiando e hanno già individuato il modo di spaccare la materia ad un livello atomico, quindi l'unità di misura più piccola, ed animarla. L'uomo ha trovato un modo per dare vita alla materia, il che è fantastico. Praticamente se su materiali come il silicio, come la grafene, già la situazione è avanzata, adesso si è riusciti a raggiungere dei livelli di sofisticazione altissimi. Pensate che ad esempio un diamante, oltre che una pietra preziosa, in questo momento può essere considerato potenzialmente animabile fino a diventare un computer quantistico. Un diamante può diventare un computer quantistico, ovvio, ci avrei pensato anch'io, non so come mai non l'ho fatto. E poi la plastica, l'atomo di plastica può essere animato, può diventare conduttore, da soggetto passivo a soggetto attivo nella conduzione, ad esempio, di specifiche energie, il che è fantastico. Ma se la materia prende vita, la questione con la quale discutevamo col professore, che peraltro è molto discussa in questo momento a Stanford, è bene, la questione è etica, la questione è una questione morale, perché poi c'è sempre un uomo che anima la materia. Per quali scopi? Per quali obiettivi? E infatti mi consola aver saputo che i dipartimenti più scientifici, quindi con un approccio particolare allo studio delle cose, come quello di fisica, come quello di biologia, come quello di chimica, stanno collaborando regolarmente con i dipartimenti di psicologia, di sociologia, con le neuroscienze, quindi un mix incredibile di prospettive, di punti di vista per capire tutto quello che si sta indagando dove può condurre. Ed è proprio di questo che abbiamo parlato nel secondo incontro con un filosofo economista, o meglio economista filosofo, lui stesso non si è saputo definire, il professor Loeb, che è un austriaco, è un emerito professore qua di Stanford, insegna anche in Austria, in Germania, in Liechtenstein, ed è per l'esattezza un professor of economics, insegna economic philosophy, quindi la filosofia con una prospettiva economica, e soprattutto History of Economic Thought, quindi proprio la storia del pensiero economico. Una disquisizione fantastica che si è rivelata amorevolmente conciliante e convergente con l'approccio invece della mattina con lo scienziato. Ed è stato bello come anche con questo professore si è potuto riflettere sulla centralità dell'uomo, sulla centralità dell'individuo, qualunque sia la manifestazione nella quale uno appare nella propria vita, il ruolo che recita, comunque l'importanza, lui ribadiva, oggi più che mai, di rimettere al centro i valori, l'uomo con la sua umanità. A me piace chiamarlo economia 0.0, a me piace chiamarlo, parlando di profitto, right profit, ma sono semplicemente dei codici. Ma il ritorno alla necessità dell'uomo al centro. La scienza sta indagando quello, la filosofia sta indagando quello, Stanford, l'economia sta indagando questo. E quindi io trovo tutto questo in questo luogo incredibile, guardate che bello, mamma mia. Tornassi a 17 anni, 18 anni, aspirerei a venire a studiare qua. Ripeto, l'uomo al centro. Quindi pensando a ieri sera agli argonauti, quindi nella mitologia greca, rimettere al centro la nostra umanità. E quindi perché no, a questo punto, perché no, portarla nella materia? E quindi contribuire ad innalzare la materia dandole la nobiltà che è stata donata a noi. È bello lavorare così. Ciao!